L'acqua è vita, ogni veneziano lo sa. E allora è giusto chiedersi, ma qual è la salute dell'acqua in Veneto? Lo abbiamo chiesto a Lega Ambiente Veneto, alla presentazione del report annuale sulla salute dei fiumi. Giulia Bacchiega, vicepresidente Lega Ambiente Veneto. Abbiamo presentato oggi il report conclusivo della campagna Operazione Fiumi Esplorare per Custodire, una campagna di Lega Ambiente Veneto realizzata in collaborazione con ARPAV e con Coop Alleanza 3.0 e patrocinata dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e del Fiume Po. Operazione Fiumi è una campagna che ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare i cittadini sullo stato di salute dei principali corsi d'acqua del Veneto. La fotografia che abbiamo scattato, che i nostri volontari hanno scattato effettuando questi monitoraggi puntuali, è una fotografia che ci restituisce un quadro preoccupante per quanto riguarda l'inquinamento chimico e la maladepurazione, soprattutto per quanto riguarda 3 fiumi: il fiume Retrone, il fiume Bacchiglione e il fiume Fratta Gorzone. Un aspetto fondamentale della nostra campagna è sicuramente il coinvolgimento dei cittadini, dei volontari. Questa è una campagna di citizen science, ovvero la scienza dei cittadini. Grazie all'aiuto dei semplici cittadini, insomma di persone comuni che non necessariamente hanno una formazione di tipo scientifico, abbiamo potuto raccogliere dati che abbiamo appunto analizzato e riportato in questo report. È stata fondamentale il supporto tecnico di ARPAV nella formazione dei volontari, ma anche poi per quanto riguarda l'analisi dei campioni che abbiamo raccolto, perché li hanno analizzati proprio nei laboratori di ARPAV. Allora, Francesco Tosato, portavoce Operazione Fiumi. Allora, oggi abbiamo presentato il report conclusivo della campagna Operazione Fiumi 2024 e in particolare, oltre alla raccolta di tutti i risultati sul fronte della depurazione, quindi le scherite a coli già presentati nei mesi scorsi durante le tappe estive, abbiamo presentato i dati inediti relativamente al glifosate e alla famiglia dei PFAS. Il glifosate è un erbicida molto presente anche nella nostra regione, molto utilizzato in agricoltura e in vivaistica, e nelle nostre analisi abbiamo effettivamente riscontrato la sua presenza, che conferma già quanto monitorato da ARPAV durante tutto quanto l'anno. Quindi si conferma l'utilizzo importante di questo erbicida nella nostra regione. Per quanto riguarda i PFAS, noi abbiamo campionato in particolare in 16 punti, abbiamo dati puntuali e li abbiamo confrontati con le serie storiche di ARPAV, andando a ricercare eventuali anomalie nel valore medio, perché il valore, lo standard di qualità ambientale è indicato sul valore medio annuo. Abbiamo riscontrato in 15 o 16 punti campionati rilevamento quindi PFAS, quindi abbiamo rilevato queste sostanze chimiche che sono molto ampie e molto diffuse, e in particolare 6 anomalie su appunto questi 15 ritrovamenti, ovvero dati che non erano stati riscontrati precedentemente da ARPAV o con valori più elevati di quanto comunicati quindi già dall'agenzia. Per cui è la conferma in sostanza che queste sostanze sono presenti anche nelle acque superficiali, non solo nelle falde, nella nostra regione, con valori spesso quindi molto alti da attenzionare, in particolare sul Fratta Gorzone, nel Vicentino, ma anche quindi nel Retrone e nel Bacchiglione, per cui molta attenzione, perché chiaramente sono sostanze molto pericolose. Sul fronte invece della depurazione si conferma un anno non particolarmente brillante per la nostra regione da questo punto di vista, perché oltre il 50% dei campionamenti che abbiamo effettuato su 52 punti risultano con valori superiori allo standard di qualità ambientale di 1000, per cui chiaramente è uno standard per cui dopo questo limite si cominciano a prendere provvedimenti per quanto riguarda l'uso irriguo delle acque. Quindi chiaramente ci sono valori molto da attenzionare, molto allarmanti per quanto riguarda il Vicentino, sul Bacchiglione e in area più vicino appunto a Creazzo, sul Retrone, e che hanno valori quindi cronici molto elevati, di 50-60 mila unità formanti colonie, quindi molto elevati, oltre alla standard di 5.000. Per cui va chiaramente monitorate e vanno risolte le criticità anche puntuali di questa anomalia, di questa piaga, perché in realtà la maladepurazione ha diverse cause, dagli reflui zootecnici a problemi nei depuratori, e vanno ricercate e individuate.